Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti. Strage sul lavoro in Sicilia, 2 operai hanno perso la vita tra Francofonte nel Siracusano e la zona industriale di Catania. Entrambe le vittime ieri coinvolte in incidenti con muletti. Si indaga per chiarire le responsabilità. Ancora colpita da incendio intimidatorio, la Sicily By Car a Carini nel Palermitano, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una nuova sede di proprietà dell'imprenditore Dragotto, che ha negato di avere subito pressioni. Report femminicidi in Sicilia dal 2010, 163 le vittime, con Catania che registra il dato più alto, in crescita le attività di prevenzione e recupero. Catania, la STM rischia di rimanere senza acqua per l'imminente scadenza dei termini per il contratto con Sidra, a rischio il più grande investimento per il Sud. Siracusa, sono sempre più frequenti le interruzioni idriche in centro, residenti, ristoratori e strutture ricettive in difficoltà. Nel pomeriggio il sit-in di protesta davanti alla prefettura. Dalla Sicilia arriva un nuovo primato per le vacanze dei gruppi famiglia. L'isola è seconda nel paese per le bandiere verdi assegnate dai pediatri alle spiagge più adatte ai bambini, 19 quelle conquistate nell'isola. Calcio, serve un'impresa stasera al Catania per ribaltare il 4-0 di Ascoli. Massimino sold out, appuntamento su Telecolor con diretta stadio dalle 20:30. Ben trovati, 4 morti sul lavoro in un solo giorno in Italia, 2 di questi in Sicilia, e l'isola resta tra le regioni più a rischio. Già 18 le vittime dall'inizio del 2026, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Francesco Cannone, operaio e giovane calciatore molto conosciuto nel catanese. Sentiamo Eva Spampinato. 4 morti sul lavoro in poche ore ieri in Italia, una nuova scia di sangue che riaccende l'allarme sicurezza nei cantieri, nei magazzini, nelle aziende. 2 delle vittime sono siciliane e si aggiungono al triste elenco delle 18 morti bianche avvenute in Sicilia dall'inizio del 2026. È evidente che il numero di morti sul lavoro continua a essere inaccettabile. Occorre rafforzare prevenzione, controlli e vigilanza, perché la sicurezza deve essere garantita prima che accadono le tragedie. Ieri a Francofonte, nel Siracusano, un operaio ucraino di 35 anni è morto schiacciato da alcuni pallet contenenti pannelli fotovoltaici. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite un muletto, e sempre un muletto ha provocato la morte di Francesco Cannone alla zona industriale di Catania. Una tragedia che ha colpito profondamente l'intera comunità, perché il 31enne, che lascia 2 figli piccoli, era molto conosciuto, un bravo giocatore di calcio del vivaio del Catania Calcio, che ha giocato poi in diverse squadre dilettantistiche del catanese. Si parla di un possibile problema al muletto, ma proprio per questo è fondamentale capire se il mezzo fosse pienamente efficiente, se fossero stati effettuati tutti i controlli e la manutenzione prevista e se le condizioni operative fossero adeguate. Pare che Francesco, che non era impiegato nell'azienda di logistica dove ha perso la vita, si sia lanciato dal muletto perché il mezzo non frenava più e poi è rimasto schiacciato. Ma le indagini chiariranno la dinamica. Notte di paura a Villa Grazia di Carini nel Palermitano, perché sono andate in fiamme circa 10 vetture nella sede di Sicily By Car, la struttura che fa capo all'imprenditore Tommaso Dragotto. Si trova lungo la strada che collega la statale 113 a Via dei Pioppi. L'imprenditore dice: non abbiamo ricevuto richieste di pizzo. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily By Car. Un incendio è divampato la scorsa notte, distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa a Villa Grazia di Carini dall'imprenditore Tommaso Dragotto, e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dragotto, scosso dalla nuova intimidazione, dice: abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ci sono 3 giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In 3 minuti hanno dato fuoco alle auto. E poi, alla domanda se ha ricevuto richieste di pizzo, questa è la sua risposta: nella maniera più assoluta e categorica, 0.
perché se ci fosse stata una pressione a quest'ora l'avrebbero saputo già il comando carabinieri, assolutamente. E se io dico che ci sorrido direi una bugia, certamente la cosa dà molto fastidio, però noi non temiamo perché siamo pulitissimi. Quello della scorsa notte è il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni. Sempre ieri a Palermo, in via Don Orione, un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un'agenzia immobiliare. Restiamo a Palermo, sono divisi i commercianti di via La Lumia dopo la decisione presa in prefettura per arginare la criminalità, appunto di chiudere anticipatamente le attività commerciali. Sentiamo. Più telecamere, più controlli e chiusura anticipata degli esercizi commerciali. La prefettura traccia la linea dopo la sparatoria che ha ferito una ragazza tra via La Lumia e via Quintino Sella a Palermo. Seppure non rientri tra le competenze fissare orari di chiusura degli esercizi commerciali, dalla prefettura si sottolinea l'opportunità di procedere ad una più efficace regolamentazione degli orari. Una regolamentazione che però spacca i commercianti. C'è chi dice che non è così che si risolvono i problemi per contrastare la criminalità, chi la ritiene una misura eccessiva, ma c'è anche chi sostiene che potrebbe essere una strategia efficace per arginare il fenomeno della criminalità durante la movida. Sì, però ci vorrebbero ancora più controlli. Nello stesso tempo vigilare dalle 8 in poi fino alle 11 e mezza, mezzanotte, che dopo mezzanotte all'1, alle 2 si crea un caos totale di ragazzini, ragazzi, cioè ubriachi, ragazzi fatti, tante cose. Che noi siamo d'accordo sull'anticipo dell'orario di chiusura da parte dei locali, dei pub, eccetera, eccetera. Sull'idea anche di istituire più pattuglie e più controlli. L'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, forse perché, come dire, reduce da tante esperienze ormai, che queste cose quando succedono c'è appunto l'attenzione massima, quindi forze di polizia, di carabinieri, eccetera, eccetera. Poi, come naturalmente accade, tutto scema, tutto finisce. Oggi pomeriggio presidio delle associazioni dei residenti per chiedere ancora una volta massima attenzione e più presidi su via La Lumia e dintorni. E intanto si è appreso soltanto oggi che la notte tra sabato e domenica scorsa a Palermo si era verificata una rissa in piazza Caracciolo. Una sedicenne peruviana e il fidanzato di 27 anni sono stati aggrediti e feriti a colpi di bottiglia. Il movente scatenante sarebbero state delle avance alla ragazza che sono state respinte e che hanno provocato la reazione del fidanzato. A Palermo sempre una studentessa di 22 anni con disabilità è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare mentre rientrava a casa nel quartiere Ballaroa. A soccorrerla un passante che ha chiamato la polizia, sospettato un frequentatore della cosiddetta scala del crack, dove si consuma droga e sono frequenti gli episodi di criminalità. E adesso a Catania, dove sono stati illustrati i dati sui femminicidi. Pensate, dal 2010 ad oggi nella sede dell'Associazione Centro Famiglie che si occupa del sostegno alle vittime, i numeri che sono stati appunto resi noti sono davvero inquietanti, con Catania che per l'appunto è maglia nera con ben 52 casi. Simona Mazzone. Dal 2010 ad oggi in Sicilia sono 163 le vittime di femminicidio. Anche se dai dati raccolti dall'Associazione Centro Famiglie il fenomeno è in leggera diminuzione, Catania rispetto alle siciliane è maglia nera con 52 casi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito di tutte le situazioni di femminicidio dal 2010 ad ora, è un dato un po' inedito, però ad oggi questo è, con alcuni centri con particolare riferimento, Caltagirone. Intanto i casi legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti rimangono un'emergenza costante. Grazie a Dio noi abbiamo una ottima collaborazione con la Questura, credo che sono molto aumentate le denunce. Il Centro Famiglie con sede operativa a Catania
Catania è impegnato nel contrasto alla violenza su più fronti grazie a una rete con gli uffici della Questura e dell'Udepe, l'organo ministeriale che gestisce le misure alternative alla detenzione, a Tamara Ollus e agli enti collegati. Accanto a loro il CUAV si occupa di avviare un percorso di consapevolezza e recupero con incontri individuali e di gruppo per gli uomini autori di violenza. Organizziamo dei percorsi di riflessione sugli agiti violenti che hanno compiuto. La parte più importante comunque è la loro consapevolezza. Solo nel 2026 sono stati 56 gli uomini che si sono rivolti spontaneamente al centro. Qual è la prima cosa che dite a un uomo che si presenta da voi? Sicuramente c'è una domanda per noi fondamentale, che è quella del riconoscere perché è qui. Intanto il 6 giugno torna a Catania l'evento nazionale I panni sporchi. Si lavano in pubblico con flash mob per dare un segnale unitario contro la violenza. Messina, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 20.000 euro a 2 responsabili di un'associazione che si occupa di disabilità, accusati di avere truffato l'azienda sanitaria. Gli investigatori accusano i due di avere fatto falsificare le date delle prestazioni dei propri dipendenti per non superare i limiti previsti dalla convenzione con l'azienda. Entrambi sono stati denunciati. A Catania la polizia ha denunciato 2 giovani per furto e ricettazioni di moto. Le indagini hanno portato al recupero dei mezzi rubati. Secondo gli investigatori, i 2 usavano flex e altri strumenti per forzare gli antifurti e avrebbero valutato il cavallo di ritorno. Restiamo a Catania, alla ST Microelectronics che è punto senza acqua. Si rischia di far saltare il più grande investimento attualmente previsto per il Sud Italia. Bene, qual è il motivo? Sta per scadere quel contratto di approvvigionamento idrico necessario ovviamente per proseguire. I sindacati chiedono al Comune una risposta urgente. Eva Spampinato. 400 metri cubi d'acqua all'ora è su questo numero che oggi si gioca il futuro del più grande investimento industriale previsto nel Sud Italia. A lanciare l'allarme sono i sindacati di ST Microelectronics Catania che chiedono risposte immediate sul contratto idrico tra l'azienda e la Sidra. Il 1° aprile alla Regione Sicilia, davanti all'assessore Tamaio e al nostro sindaco Trantino, l'azienda è stata chiara. C'è tutta la volontà di continuare nell'investimento annunciato, ma precondizione affinché tutto questo accada è la sicurezza dell'approvvigionamento idrico entro giugno. Perché senza quell'accordo necessario entro giugno 2026 STM potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburio di silicio, strategico per microchip e tecnologie avanzate. Se questo non accadrà, ci sono dei responsabili con un nome e un cognome, a partire da chi amministra questa città, per finire alla Regione e persino il Ministero. In gioco non c'è soltanto una trattativa tecnica, ci sono posti di lavoro, sviluppo industriale e il ruolo di Catania nella partita internazionale dell'innovazione. Quando le nostre istituzioni non sono in grado di fornire il minimo di strumenti infrastrutturali, mi chiedo, sono incompetenti o peggio ancora, sono complici della desertificazione industriale del nostro Paese? E adesso ci spostiamo a Siracusa, sono sempre più frequenti le interruzioni idriche in città, soprattutto al centro. Residenti, ristoratori, strutture ricettive sono in affanno con disagi che si registrano proprio quando la città è piena di turisti. E nel pomeriggio di oggi è previsto anche un sit-in di protesta. Francesco Aloi. Non si può lasciare Ortigia senza acqua ogni 3 giorni, soprattutto d'estate. Ortigia, insieme alla borgata Santa Lucia, è il quartiere che sta pagando il prezzo più alto dell'emergenza idrica. Soprattutto nelle ultime settimane, la rete Colabrodo sta facendo sentire i suoi effetti. Con la bella stagione alle porte e le temperature in salita, i residenti sono sempre più preoccupati. Quando l'acqua torna non si festeggia, perché si sa già che a breve potrebbe esserci un'altra interruzione. Una città a vocazione turistica come Siracusa non si può permettere di lasciare senza acqua, a parte i residenti, che un minimo di decenza e di vivibilità. Le conseguenze di tutto ciò le stanno pagando anche le strutture ricettive. Ho avuto un ospite che è rimasta sotto la doccia senza acqua, ho dovuto fornirle una confezione d'acqua minerale per risolvere il problema.
Ma l'emergenza riguarda tutti, anche bar e ristoranti. Per questo alle 18:30 qui in piazza Archimede ci sarà un sit-in di protesta. Abbiamo una forte preoccupazione per quello che accadrà nel futuro prossimo. Giorno 1 è previsto il passaggio di consegne del servizio da un gestore ad un altro. Chiederemo al prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, l'onere di gestire attraverso una unità di crisi appunto questa transizione. Perché poi il paradosso è questo: l'acqua c'è, ma si perde lungo la strada. Catania, dopo le fiamme agli orti di Cibali, alla Timpa di Leucatia cresce la paura per possibili incendi. Parliamo di una situazione delicata a Barriera, dove un'ampia area in abbandono è a ridosso di una scuola. Tonino De Mana. Una proprietà privata per un pubblico pericolo o un pericolo pubblico. Dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia cresce la paura a Catania per ampie zone di terreno incolte che potrebbero innescare altri incendi. Sempre più delicata la situazione in via Riccardo Quartararo a Barriera, dove le sterpaglie secche sono a ridosso del muro perimetrale dell'istituto comprensivo Italo Calvino. Più che legittime le preoccupazioni dei genitori, degli alunni e dei residenti, che sollecitano interventi prima che sia troppo tardi. In questo momento è una bomba vera e propria, perché nel periodo degli incendi, nel periodo di tutto quello che sta succedendo, qua c'è, in primis c'è una scuola, poi ci sono le case. Ci diranno sicuramente che questa è una proprietà privata e quindi deve intervenire il privato, ma se il privato non interviene, il comune non interviene, chi deve intervenire? Il fuoco, dobbiamo scappare di notte, di giorno, i ragazzi, si sta finendo la scuola, ma la scuola c'è. Sono state fatte diverse segnalazioni anche per quanto riguarda la pulizia in generale della zona. A settembre si ricomincia. Come lo troveremo questa zona? Mi auguro che sia sistemata, non ne sono certa. Un'altra bomba ecologica si trova a ridosso del viale Tirreno. Qui l'area trasformata in una mega discarica è stata già interdetta dalla polizia locale, anche se qualcuno ha strappato gli avvisi, ma per la bonifica non ci sono ancora tempi certi, colpa, neanche a dirlo, di pastoie burocratiche. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi parleremo delle 19 bandiere verdi conquistate dalla Sicilia. Vi spiegheremo di che si tratta tra poco. E siamo tornati in studio. 19 bandiere verdi conquistate dalla Sicilia sono quelle che sono state assegnate dai pediatri italiani alle località che presentano delle spiagge a misura di famiglia, in particolare a misura di bambino. Veronica Barbarino. Da Balestrate a Campobello di Mazara, da Menfi a Lipari passando per Pozzallo, i pediatri italiani premiano con 19 bandiere verdi la Sicilia. L'isola si conferma tra le mete ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Seconda regione in Italia, dopo la Calabria e prima della Sardegna, tra le province dell'isola spicca Ragusa, con ben 7 località premiate lungo tutta la fascia costiera. Un risultato importante, celebrato a Modica, che per la prima volta ottiene il vessillo. I pediatri si basano sulla loro esperienza professionale, sulle caratteristiche ambientali, perché ci deve essere praticamente una spiaggia vivibile, ma anche servizi per le famiglie, perché quando una famiglia va in vacanza è tutta la famiglia che va in vacanza, per cui si devono divertire tutti, però servono anche dei servizi. I criteri di selezione sono rigorosi, devono esserci spiagge con fondali bassi, spazi adeguati, servizi per bambini, presenza di bagnini e un ospedale pediatrico vicino. Ma serve anche un ambiente vivace e stimolante, dove i più piccoli possano socializzare e sviluppare capacità sensoriali e relazionali. Ma da quali spiagge stare lontano secondo i pediatri? Quella dove non c'è il servizio di salvataggio. Perché il relax è importante, ma con i bambini al mare attenzione e sicurezza devono sempre venire prima di tutto. Adesso allo spettacolo andiamo ad Agrigento, dove è stato successo per Villa Malgiocondo lo spettacolo di chiusura della stagione teatrale Riflessi culturali. Insomma, sono andati in scena i personaggi più importanti di Pirandello attraverso il linguaggio comunicato dai più giovani. Davide Sardo. Applausi e grande emozione al Palacongressi per Villa Malgiocondo, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale Riflessi culturali. Sotto lo sguardo dell'Efebo di Agrigento, i personaggi di Luigi Pirandello sono tornati in scena grazie al lavoro di Gaetana Ronica e Giovanni Volpe.
Villa Malgiocondo è una casa di cura sospesa tra realtà e fantasia, un luogo dove vivono i personaggi delle opere pirandelliane tra dolore, dubbi e voglia di riscatto. Sul palco anche Gaetana Ronica nel ruolo del dottor Luigi, guida di queste anime tormentate. Pirandello ha tante facce quante ne ha il mondo e forse anche di più, aveva previsto più o meno tutto e noi siamo felici di farci, come dire, messaggeri delle sue opere. Lo spettacolo ha unito storie tratte da opere celebri come L'uomo dal fiore in bocca, Così e se vi pare e Il fu Mattia Pascalla. Protagonisti anche gli allievi del progetto Pirandello, il laboratorio teatrale promosso al Parco Archeologico della Valle dei Templi. I ragazzi hanno seguito didatticamente quelle che sono le principali teorie tecniche dell'attore del Novecento. Se attraverso queste tecniche legate alla prosodia, legate al movimento fisico, hanno potuto a poco, dai primi di ottobre fino adesso, seguire un percorso. Una serata intensa che ha emozionato il pubblico e chiuso tra gli applausi la stagione teatrale del Palacongressi. E subito dopo questo telegiornale, Sicilia 24 Focus, si parlerà di ambiente, sviluppo e dei diritti dei cittadini che per alcune opere considerate utili e strategiche per il territorio, discariche, cave, ponte sullo stretto, temono inquinamento o problemi economici non indifferenti. Ospite di Adelaide Barbagallo sarà l'avvocato Alessandro Arcifa, esperto in diritto ambientale. Potrete inviare le vostre domande con messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 745 5005. La trasmissione andrà in diretta ovviamente su Telecolor, ma anche in streaming sul sito siciliaweb.it. Una pausa e poi torniamo con il calcio. Questa sera il Catania tenterà un'impresa al Massimino. Siamo al calcio, questa sera al Massimino il ritorno della semifinale playoff tra Catania e Ascoli. Lo ricordiamo, insomma, si parte dal 4-0 dell'andata per i marchigiani con uno stadio che presenterà un sold out. 20.000 tifosi proveranno a spingere i colori rossazzurri. Francesco Triolo. A caccia di un miracolo, un'impresa di quelle da scrivere nella storia, il Catania stasera alle 21 al Massimino contro l'Ascoli gioca per la città, per la maglia, anche per la stessa dignità di un gruppo che nella gara d'andata ha distrutto un campionato con una prova pessima. Il 4-0 dell'Ascoli ha teoricamente chiuso la partita, ma c'è nella squadra di Toscano la volontà di giocarsi il tutto per tutto. È una partita di calcio, tutto può accadere, ma la gara di questa sera è quanto di più complicato ci sia. In 20.000 avevano acquistato il biglietto per una serata di gloria, adesso sono pronti a spingere i rossazzurri, poi a fine partita si vedrà e si potranno tracciare i bilanci. Sul fronte squadra poco importa chi giochi, Menez è squalificato, non sono nelle migliori condizioni giocatori come Di Tacchio, Casasole e Cicerè, che squadra metterà sul Toscano, quindi è tutta da vedere. Di sicuro è che i calcoli non valgono a nulla in partite come questa, verrebbe da dire o la va o la spacca, altro no. L'Ascoli arriverà al Massimino con la consapevolezza della propria forza, vista per tutto il girone di ritorno da parte della squadra di Tomei e anche nella partita dell'andata. Il presidente rossazzurro, Rosario Pelligra, ha cercato di caricare squadra e ambiente. Ci credo, ha detto, ma ha chiesto orgoglio e una reazione. I tifosi ci saranno. Il comunicato delle curve è stato chiaro, sia in termini di sostegno alla squadra nei 90 minuti che nella durezza di un obiettivo che comunque si sta vedendo sfumare via dopo una lunga e intensa stagione. 90 minuti per evitare che siano gli ultimi 90 minuti. Il Catania ci prova. E l'abbiamo detto, il Catania ci prova al cospetto dei 20.000 tifosi del Massimino, ma sentiamolo adesso l'umore dei tifosi rossazzurri. Nonostante tutto il presidente Pelligra ci crede ancora, lei ci crede? Io sì, ci credo. È una questione di orgoglio più che di risultato, anche perché ribaltare il 4-0 di Ascoli è quasi una missione impossibile. Una cosa è certa, il tifo organizzato sarà sugli spalti del Massimino a tifare, urlare, gridare e perché no sognare la rimonta. Curva Nord e Curva Sud insieme per un unico ideale, una scelta d'amore per rispetto della città e a difesa di un'identità. Noi questa maglia non la rinnegheremo mai, loro devono vergognarsi di aver fatto una partita così. I ragazzi dovranno fare di tutto per poter ribaltare questo risultato e portare gioia alla città di Catania. La città l'hanno fatto diventare un disastro. Non mi dica che lei su questa panchina la domenica parlate ancora della partita dell'andata. Certo,
Ma ora, per esempio, ci saranno molti tifosi che andranno allo stadio, ma per vedere cose. Già biglietto comprato, tribuna abbonato, prelazione fatta. La domanda è: andrò al 90%? Non credo. Tu non vai perché non ci credi oppure perché sei sfiduciato dopo la gara dell'andata? Sono sfiduciatissimo. Attesi 20.000 spettatori per una partita in salita, praticamente una montagna da scalare, ma nel cuore di ogni tifoso rimane sempre una speranza. 5-0 per noi, sono fiducioso. Qua ci sarà, e poi vinceremo nei tempi supplementari. Lei è ottimista? Speranzosa. Domani ti sposi, il regalo di nozze che vorresti? La vittoria del Catania, no? Catania-Ascoli? 5-0. E noi vi ricordiamo l'appuntamento con Diretta Stadio, immancabile l'appuntamento per seguire le sorti del Catania anche in questa serata certamente ardua e complicata. L'appuntamento è a partire dalle 20:30 su questa rete. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà alle 19 e vi lascio adesso al Focus condotto da Adelaide Barbagallo.